è un'emergenza forte e va risolta. Noi dobbiamo avere le risorse, anche perché noi paghiamo le tasse, 21 miliardi di queste tasse restano a Roma ed è bene che tornino a casa. Dissesto idrogeologico, il dossier che la Regione invierà al governo sulla situazione del territorio parla chiaro. Servono 2 miliardi e 800 milioni di euro di opere per mettere in sicurezza il Veneto, cifra che il governatore Luca Zaia ha chiesto al premier Matteo Renzi. Abbiamo lavorato in questi 3 anni per cantierare 400 milioni di euro di opere. Ne abbiamo altri 2 milioni e 8 di fatto pronti da mettere in cantiere, ma non abbiamo i soldi. Siccome si dice a livello nazionale che sono tutti sti soldi, sono 2 miliardi, andiamo al vedo. Si finanzino le opere di quelle regioni che sono pronte a fare i lavori, altrimenti finisce come Pompei, soldi stanziati e opere non fatte. Ad accompagnare il dossier una lettera in cui Zaia sottolinea come la stesura di questa mappa dei bisogni del territorio e soprattutto gli sforzi compiuti dal 2010 in poi per evitare nuovi disastri serva a dare al Paese il segnale che ci sono anche realtà virtuose. L'eredità che abbiamo avuto è un'eredità di un'alluvione del 2010 e di una programmazione pressoché assente, quindi tutto quello che si è fatto dal 2010 ad oggi è evidente: 400 milioni di euro già investiti, 925 opere e rimanente 2 miliardi e 800 mila euro di opere da cantierare, da realizzare e in parte anche da progettare, ma noi siamo pronti. Se il governo, dopo che Renzi ha definito la partita del dissesto idrogeologico come prioritaria, non coglie questa opportunità, ha concluso il presidente del Veneto, vuol dire che finora si è solo scherzato.